C'è ancora grande incertezza sulla sorte dei 9 ostaggi occidentali rapiti nei giorni scorsi nel paese. Nei primi 3 mesi dell'anno in Europa sono stati bruciati quasi 2 milioni di posti di lavoro, in testa Lituania ed Estonia, dove la disoccupazione si aggira intorno all'8%, ma è nei paesi della zona euro che si sono persi più della metà dei posti. E in Italia notizie preoccupanti arrivano anche dalla Banca d'Italia: il debito pubblico è salito a livelli record e non ci sono stati incrementi delle spese sociali per le famiglie, spese che nel nostro paese restano tra le più basse d'Europa. E chiudiamo con lo sport. A Pretoria in Sudafrica l'Italia ha battuto 3-1 gli Stati Uniti d'America nella partita d'esordio della nazionale nella Confederation Cup, una competizione che fa da prova generale per i mondiali dell'anno prossimo. Eletto Man of the Match Daniele De Rossi. E per ora abbiamo concluso. Bene, grazie. Possiamo proseguire con quello senza problema, dai. Allora, stavamo parlando degli Stati Uniti. È in arrivo un nuovo mega piano di Barack Obama per fronteggiare la crisi dei mercati finanziari. E chiudiamo con una notizia che arriva che riguarda gli studenti. Aumentano i bocciati alle superiori, gli scrutini sono ancora in corso in moltissimi istituti italiani, ma i primi risultati sembrano far intravedere un forte incremento di studenti che non ce l'hanno fatta superare l'anno scolastico. Su un campione del 10% degli istituti la percentuale di non ammessi alla maturità è aumentata dell'1,6%. Se verranno confermati i primi exit poll ministeriali, i numeri raccontano un quasi disastro: oltre 372.000 i bocciati. E questa era la nostra ultima notizia.